Pace del Signore a tutti, ci troviamo qui come programmato in questo periodo particolare, lo stiamo ripetendo tante volte e ci stiamo organizzando anche come Chiesa. Sto vedendo che ci sono molti collegati e sono contento perché, come immagino ognuno di voi, stiamo sentendo la mancanza gli uni degli altri, della nostra comunità. Il fatto di sapervi, di leggervi qui, vedervi collegati, una trentina di persone, già mi emoziona, anche se purtroppo non è lo stesso che vederci. Ma ci dobbiamo organizzare ancora per qualche settimana così e quindi il mercoledì e il venerdì proveremo a fare delle dirette. Perdonate i difetti tecnici, i problemi, ma non siamo dei professionisti, stiamo imparando e cerchiamo di fare qualcosa che possa essere utile per tutti. In questi giorni sono tempestato di telefonate, come potete immaginare, le notizie non sono confortanti e tra l'altro a queste si sono unite tante altre notizie per cui dovremmo pregare, nomi personali che non sto qui a dire pubblicamente, però ci sono dei casi che richiedono la preghiera della Chiesa, casi di malattia grave, persone in fin di vita. Abbiamo addirittura dei fratelli che si trovavano pochi giorni fa lontani da Arona e adesso non possono più rientrare in Piemonte, non possono addirittura più rientrare in Italia per motivo di questo coronavirus, e quindi vogliamo pregare anche per loro, e se ci stanno ascoltando è questo un modo virtuale per stare insieme. Credo che però questa situazione ci faccia scoprire l'importanza del ritrovarci insieme. Sono sicuro che l'abbraccio che ci daremo la prossima volta che potremo farlo sarà sicuramente un abbraccio diverso. Come facciamo sempre, vogliamo rivolgerci al Signore, vogliamo rivolgere al Signore una breve preghiera, poi inizieremo questo argomento. Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei nel nostro cuore, e anche quando ci sono grandi difficoltà noi sentiamo dentro di noi la tua pace. Ti preghiamo, Signore, per questo tempo insieme. Signore, le considerazioni che faremo, guidale per mezzo dello Spirito Santo perché possano aiutarci a crescere nella fede. Signore, tienici saldi in questo tempo. Ti preghiamo per quanti sono nel bisogno, ti preghiamo per quanti sono in gravi difficoltà e ti preghiamo per quanti sono nella disperazione e nella paura in questo periodo. Signore, mostrati glorioso, mostrati misericordioso come ti abbiamo conosciuto. Signore, ascolta questa preghiera perché te la rivolgiamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Bene, avete davanti il soggetto. Pensavo e condividevo con il Consiglio di Chiesa in questi giorni a quello che ci è stato tolto come Chiesa, la comunione fraterna, il far parte di una comunità. Questo è il termine che significa non soltanto aderire a un'associazione o essere iscritti in un registro, ma far parte di una comunità significa far parte di un insieme che vive, che si muove, che si sviluppa, che ha dei programmi, che ha una vita, e noi facciamo parte di una comunità cristiana. E venendoci tolta la possibilità di vivere la nostra comunità come abbiamo sempre fatto, ho pensato che in questi giorni in cui stiamo a casa abbiamo sicuramente modo di meditare. Sicuramente queste le testimonianze che sto ricevendo, molti sono spinti maggiormente alla preghiera in casa, qualcuno sta pregando in famiglia. Sicuramente stiamo riuscendo a trarre il buono anche da questa situazione, e quindi consideravo che forse proprio in questi momenti in cui non possiamo vivere la Chiesa come sappiamo, forse parlare di che cosa significa essere un membro di Chiesa può avere un impatto maggiore, in modo che una volta che poi ci ritroveremo sicuramente avremo maggiore consapevolezza del ruolo che il Signore ci ha dato, del privilegio che il Signore ci ha dato di introdurci nella sua Chiesa. Per farlo
eh, avremo come guida un libro, il libro Sono un membro di chiesa, è stato pubblicato qualche tempo fa da Dimedia. È un libro che molti di voi hanno a casa, potete tenerlo come traccia, non è molto lungo, ha degli spunti interessanti, è un libro anche diretto in alcuni argomenti, per cui sicuramente avremo modo di riflettere. Ma prima di farlo vogliamo fare un'introduzione riguardo alla Chiesa. La Chiesa è, sommariamente, ora non abbiamo il tempo di sviscerare questo argomento, ma la Chiesa è l'insieme di coloro che hanno creduto in Gesù Cristo come Salvatore e Signore. Quindi, come dice la Scrittura, noi siamo salvati per grazia mediante la fede, noi abbiamo creduto in Gesù come personale Salvatore della nostra vita, come colui che per mezzo del sacrificio sulla croce ha pagato il prezzo dei nostri peccati e per i suoi meriti noi riceviamo il perdono dei nostri peccati e diventiamo figli di Dio. Quindi la Chiesa è l'insieme di tutti quelli che hanno creduto in Cristo come loro Salvatore e sono nati di nuovo, perché la rigenerazione è uno degli aspetti della salvezza. Non è sufficiente dire io credo, ma la fede in Cristo, quella che salva, è una fede operante, è una fede che non rimane nominale, non rimane mentale, ma produce un vero e proprio miracolo, la nuova nascita, così si esprime il Vangelo di Giovanni al capitolo 3. Quindi i credenti, quelli che credono in Cristo come Salvatore, sono anche nati di nuovo, rigenerati, la loro vita cambia, non è che migliora, non si intraprende un cammino per smussare gli angoli spigolosi della propria vita, è proprio una nuova nascita, noi abbiamo una nuova natura, la mente di Cristo, sentimenti nuovi, è qualcosa che opera il Signore, è l'opera di Dio, l'opera di salvezza. Ci sono tanti altri aspetti riguardo alla Chiesa, ma se vogliamo considerare anche le parti più visibili, possiamo considerare Chiesa l'insieme di quelli che dopo aver creduto, essere nati di nuovo, così come ordina il nostro Signore, hanno testimoniato della loro fede attraverso il battesimo in acqua, che anche per i responsabili di Chiesa e le comunità cristiane il battesimo in acqua diventa un aiuto per capire se una persona è realmente decisa a servire Cristo e quindi ne dà una pubblica testimonianza attraverso il battesimo. Come questo ci sono tante altre sfaccettature, quindi noi non possiamo vederle tutte, ma era giusto per fare una panoramica di che cosa significa veramente Chiesa, la Chiesa del Signore. La Chiesa ha un solo Signore, ha un solo capo, che è Cristo, colui che è morto per la Chiesa. La Chiesa ha vari nomi che fanno intendere le caratteristiche, i fratelli per esempio, nel senso di legame, noi diventiamo figli di Dio, quindi abbiamo un unico Padre e siamo fratelli. I santi, non perché diventiamo immacolati e non sbagliamo più, ma perché siamo santificati e siamo giustificati dai nostri peccati per i meriti di Cristo Gesù. La Chiesa è chiamata la sposa di Cristo, il Tempio di Dio, tutte cose che comunque parlano di una relazione stretta, di una comunione particolare che viene creata. Non so se avete notato che c'è anche la possibilità di una chat in questa diretta. Io spero che nessuno faccia domande, che non sono sicuro di poter rispondere nei tempi. Ho messo anche un contatore perché non vorrei dilungarmi troppo, questi potranno essere incontri di 20-25 minuti e quindi cercherò di non sforare il termine, tanto purtroppo abbiamo 8 appuntamenti da qui al 3 aprile, quindi avremo modo comunque di approfondire questo soggetto. Quando si parla di Chiesa se ne parla principalmente in due sensi. In senso universale, la Chiesa universale è l'insieme di tutti i credenti nati di nuovo che hanno creduto in Cristo come Salvatore in tutto il mondo in questo momento e anche a livello temporale in tutte le epoche. Questa è la Chiesa universale, è una Chiesa
che chiaramente noi non possiamo conoscere con i nostri mezzi, è troppo vasta, non conosciamo i cuori, non arriviamo in tutti i luoghi geografici, quindi questa è la Chiesa che conosce il Signore Gesù. E poi si può parlare di Chiesa in senso locale. E in senso locale la Chiesa è l'insieme dei credenti che si radunano in un luogo specifico nel nome di Cristo. Quindi tutti i credenti che per vicinanza geografica decidono di ritrovarsi in una determinata località e quindi stabiliscono di avere un luogo di ritrovo e una periodicità per le loro riunioni, quella è la Chiesa locale. E diciamo che è la Chiesa locale che ci dà la percezione della Chiesa, non potendo noi conoscere pienamente la Chiesa universale, anche se abbiamo notizie tante volte della Chiesa perseguitata, della Chiesa nelle altre nazioni o negli altri paesi. Grazie a Dio nelle nostre chiese sono un'associazione, quindi c'è comunione, abbiamo notizie oppure abbiamo incontri periodici, ma al di là di quello la percezione vera della Chiesa è riguardo alla Chiesa locale. In questi giorni questo è l'aspetto che ci è stato tolto, ci sentiamo privati della Chiesa locale, non possiamo neanche trovarci per le case, come sapete, quindi anche fare riunioni private è sconsigliato, noi ci vogliamo ottenere queste disposizioni, quindi forse con la privazione ci rendiamo ben conto di questo grande privilegio che abbiamo avuto fino a qualche settimana fa e avremo sicuramente nei prossimi giorni, e dell'importanza della Chiesa locale per farci realizzare che cos'è la Chiesa del Signore. Ogni credente è chiamato a far parte di una Chiesa locale. Il credente da solo non è Chiesa, la Chiesa è l'insieme dei credenti. Un credente da solo è un ambasciatore di Cristo, è un testimone della resurrezione di Cristo, ma è l'insieme dei credenti che ci fa Chiesa. Da soli noi non siamo Chiesa, e se noi leggiamo il Nuovo Testamento noi scopriamo che non esiste, fratelli di Arona, voi questo me lo sentite dire spesso, non esiste un credente senza Chiesa. Non lo troviamo nelle epistole, non lo troviamo negli Atti degli Apostoli. Un credente, e noi vedremo in questo argomento l'importanza di sentirci parte della Chiesa, un credente è parte di una Chiesa locale, deve far parte, deve cercare, deve trovare, deve inserirsi e sentirsi parte integrante di una Chiesa locale. È biblico, c'è un'idea chiara di che cosa sia la Chiesa locale nelle Scritture. Voi vedete qui, se riuscite, non è troppo piccolo, un elenco di versetti che nel Nuovo Testamento ci fanno capire che la realtà locale della Chiesa era la realtà della Chiesa nella Scrittura. Per esempio in Atti degli Apostoli noi leggiamo al capitolo 14 al verso 27, giunti là, sono Paolo e Barnaba che rientrano ad Antiochia dopo il viaggio missionario, giunti là e riunita la Chiesa riferirono tutte le cose che Dio aveva compiuto per mezzo di loro. Ora Luca si esprime così: riunita la Chiesa, in termini assoluti, non la Chiesa locale, la Chiesa di Antiochia, riunita la Chiesa, quasi a dire ad Antiochia la Chiesa è quella che si riunisce lì ad Antiochia, è la Chiesa locale. Per esempio se andiamo avanti in Prima Corinzi, mentre Paolo dà le istruzioni riguardo la Santa Cena, al capitolo 11, al versetto 18, Paolo dice poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea, quindi non dice un se vi riunite, ma quando vi riunite, è una cosa scontata. La Chiesa locale è una Chiesa che si riunisce, quindi anche dire faccio parte della Chiesa di Arona senza riunirsi perde un po' il senso di che cosa significa Chiesa locale. Ancora Paolo al verso 20 dice quando poi vi riunite insieme, non sta a spiegare che cosa dice, era chiaro per i Corinzi che il riunirsi insieme era parte del loro essere Chiesa locale. L'Epistola ai Filippesi parte così: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio,
ai santi che sono in Efeso, ai fedeli in Cristo Gesù. Sembra un'espressione assoluta, ai santi, ai fedeli in Cristo Gesù, ma qui il riferimento è alla chiesa locale di Efeso, perché i credenti, ho sbagliato la citazione, non è Filippesi 1.1 ma è Efesini 1.1. E qui Paolo sta dicendo i credenti locali di Efeso, ma così anche come di Filippi o delle chiese della regione della Galazia, devono percepire che la chiesa nella quale devono vivere è la chiesa locale che si riunisce insieme in quel luogo. Lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 10, al verso 25, dice: non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda. Quindi parla di comune adunanza, il fatto che il radunarsi era un fatto, una questione comune, una prassi ordinaria. Noi facciamo parte di una chiesa locale, dobbiamo ringraziare il Signore perché è lì che il Signore ci fa crescere, ci dà le opportunità di servizio, ci spinge poi a uscire al mondo per predicare l'Evangelo, per testimoniare la salvezza in Cristo Gesù. È lì che riceviamo il beneficio dei ministeri. È un piano di Dio che la Chiesa universale possa trovare espressione di sviluppo, di servizio, di crescita nella Chiesa locale. Quindi mentre trattiamo questo argomento vogliamo avere ben chiaro che per noi è un privilegio, un vantaggio avere la Chiesa locale come campo di crescita, di sviluppo, anche possibilità di maturare, di ricevere le cose che il Signore ha stabilito per noi. Bene, dopo questa introduzione riguardo alla Chiesa, iniziamo a trattare l'argomento sono un membro di Chiesa. Noi possiamo parlare tantissimo della Chiesa in generale, ma ci vogliamo focalizzare sull'essere membro di Chiesa. Quindi è come se facessimo uno zoom e iniziassimo a considerare le singole parti che compongono la Chiesa locale. Il libro inizia con dei capitoletti. Il primo capitolo, che è quello che iniziamo oggi, ha questo titolo: Sarò un membro diligente. Ma prima di affrontare nel dettaglio alcuni aspetti, vi voglio leggere l'introduzione, che sono sicuro è un'introduzione che non è così lontana dalla realtà che o abbiamo sentito o abbiamo vissuto. È la storia di due membri di chiesa. Da circa 5 mesi, ogni lunedì, Michael e Liam si incontrano alle 6 della mattina per fare colazione insieme. All'inizio pensavano sarebbe stato un incontro isolato. Si conobbero durante uno studio biblico per coppie nella loro chiesa. Si trovarono bene, strinsero amicizia e così Michael invitò a colazione Liam un lunedì mattina e lui accettò senza indugi. Si divertirono così tanto con i loro incontri che questo divenne un appuntamento fisso settimanale. Era raro che saltassero quel lunedì. All'inizio le loro conversazioni giravano sullo sport, sulla famiglia, sulla politica. Avevano molto in comune. Michael aveva 41 anni, Liam 39. Avevano entrambi 3 figli ed erano fanatici del campionato di football. Anche se non erano della stessa squadra, le loro squadre giocavano nello stesso campionato e ai due piaceva parlare male della squadra avversaria, ma ovviamente con uno spirito goliardico. Tuttavia, un lunedì la conversazione si era fatta più seria. Michael e sua moglie avevano notato alcuni cambiamenti nel comportamento del loro amico durante il gruppo dello studio biblico. Liam sembrava più interessato a parlare della Chiesa che a discutere e a studiare la Bibbia. Spesso faceva commenti critici sulla comunità a cui appartenevano entrambe le famiglie. Ad ogni modo, quel lunedì mattina
La conversazione sorprese Michael. Liam amava mangiare abbondantemente, ma quella mattina aveva bevuto a malapena un sorso di caffè. Liam andò subito al sodo. Michael, disse, Lana e io abbiamo deciso di lasciare la chiesa. La pausa sembrò durare alcuni minuti. Pareva che nessuno dei due sapesse chi doveva parlare. Michael allora prese l'iniziativa e domandò in modo diretto ma delicato: «Vuoi spiegarmi il motivo?» Non riusciva a capire se il suo amico avesse voluto dargli delle spiegazioni. Tuttavia Liam iniziò a spiegare quello che provava, motivando la sua decisione. «Lana e io frequentavamo la chiesa per approfondire le verità della Bibbia», disse, «ma il pastore Robert non ci sta ammaestrando più come prima. I suoi messaggi hanno smesso di colpirci. Andare al culto la domenica mattina non è che una perdita di tempo». Michael non rispose, sapeva che Liam avrebbe aggiunto qualcosa. «Ci sono persone eccezionali in chiesa», continuò Liam. «Tu e Karen, per esempio. Siete i migliori e ce ne sono pochi come voi». Fece una pausa e la sua espressione diventò ancora più seria. «Ma onestamente, Michael, la nostra chiesa è piena di ipocriti. Hai sentito Jim alla partita di basket dei bambini? Mi ha messo davvero in imbarazzo come ha gridato all'arbitro. Che testimonianza cristiana è la sua? E di certo tutti sanno di Neil. Era un pilastro della chiesa e ora abbiamo scoperto che da un anno tradisce la moglie. Che razza di chiesa è questa? Con gente così». Liam era arrabbiato, ma cercava di contenersi nel suo sfogo. «Ascolta, il pastore Robert sembra interessarsi a noi, ma non ne sono più tanto sicuro. Gli avevo detto che il padre di Lana era in ospedale perché lo dovevano operare di ernia e non è mai andato a visitarlo». Michael sapeva che il padre di Lana non era un membro della chiesa e che abitava abbastanza lontano. Inoltre era a conoscenza del fatto che il pastore lo avesse chiamato e avesse pregato per lui. Tuttavia era anche consapevole che qualsiasi tentativo di controbattere in quel momento non sarebbe stato apprezzato e così si morse la lingua. Liam iniziò a calmarsi e smise di inveire. Sembrava esausto, desideroso di mettere fine alla conversazione. «Michael», iniziò Liam, «mi piaci tanto, e anche tua moglie e i tuoi figli. Sul serio, siete delle brave persone». Poi fece una piccola pausa. «Ma mi sembrate entusiasti della Chiesa. Portate avanti il vostro servizio e la vostra collaborazione senza deflettere. Non mi fraintendere, però a volte mi domando se siate ciechi, dato che non riuscite a vedere tutti i problemi che ha la Chiesa». Poi Liam concluse con un'affermazione che dice molto di più di quanto lui stesso potesse immaginare. «Siamo due tipi di membri totalmente differenti. Perché? Perché abbiamo delle prospettive così diverse?» Beh, questa è una storia che chiaramente ci fa capire che ci sono prospettive diverse. Ora, se noi dovessimo prendere i dati alla mano degli ultimi anni, ci sono delle statistiche, le riporta anche il libro, si può anche notare un decremento nel numero dei partecipanti alla comunità o comunque presenti ma non parte attiva della comunità. Il testo dice, per esempio, possiamo incolpare la cultura secolare, come spesso facciamo. Possiamo incolpare la politica laica del nostro paese, e questo già lo facciamo. Possiamo persino dare la responsabilità alle chiese, ai membri ipocriti, ai pastori indifferenti, e molti cristiani lo fanno comprensibilmente. Tuttavia, dice l'autore del testo, propongo che chi è membro della Chiesa si guardi allo specchio. Ho come l'impressione che le comunità di credenti da tutte le parti si siano indebolite perché molti dei nostri membri si sono scordati di quello che significa essere parte del corpo di Cristo secondo la Bibbia. Ci inseriamo in una chiesa con l'aspettativa che lì ci serviranno, ci nutriranno e si prenderanno cura di noi. Non ci piacciono gli ipocriti nella chiesa, ma allo stesso tempo siamo incapaci di vedere la nostra ipocrisia. Dio non ha creato la chiesa locale per essere come un country club o come un luogo esclusivo i cui membri vantano privilegi e benefici.
ci ha messi nelle chiese per servire, per prenderci cura di altre persone, per pregare per le autorità, per imparare, per insegnare, per dare e in alcuni casi per morire in difesa del Vangelo. Molte chiese sono deboli perché hanno fratelli che non capiscono per niente o fraintendono ciò che significa essere membro. È arrivato il momento di fare chiarezza, di partecipare alla Chiesa come Dio vuole. È arrivata l'ora di adempiere i nostri doveri e di smetterla di recriminare dei diritti. Essere membri di Chiesa, lo vedremo, ha quindi a che fare con dei diritti sicuramente, dei grandi vantaggi e anche però fare la nostra parte. Quindi il primo capitolo inizia con essere un membro diligente. Ora io parto con l'introduzione e poi consideriamo in conclusione poche cose e poi concludiamo questo incontro. Il senso che stiamo per vedere, fratelli, è che noi ci dobbiamo sentire parte integrante, parte necessaria, parte che non può essere sostituita da altri nel corpo del Signore. Noi siamo membri e essendo membri, se noi abbiamo questa consapevolezza, noi realizzeremo che ciò che spetta a noi non può essere fatto da altri e che quindi in qualche modo dobbiamo aprire gli occhi e comprendere che ci è stato assegnato un posto nella chiesa locale. Il testo dice che ecco, l'autore quando era piccolo viveva in un piccolo paesino e in quel paesino fu aperto un country club con piscine, campi sportivi, un ristorante. Chiaramente era su iscrizione, quindi non tutti potevano permetterselo, però lui diceva che i suoi genitori, pur non essendo ricchi, potevano permettersi di iscriversi. E allora lui diceva, io con la quota mensile del country club potevo andare lì e andare in piscina, ordinarmi un hamburger e avevo capito che essere membro di qualcosa aveva i suoi vantaggi, implicava dei privilegi, altri mi servivano, è sufficiente pagare una mensilità e altre persone si incaricheranno di servirci, mentre noi gusteremo tutti i privilegi di quel servizio. Purtroppo ci sono molte persone che credono che questo concetto sia valido anche all'interno di una chiesa. Questa è la mia chiesa, per cui devono suonare la musica che voglio io. Senta pastore, si ricordi chi è che le paga lo stipendio. Se non seguite il programma, non contate sul mio sostegno economico. Sono membro di questa chiesa da 30 anni, com'è possibile che non ottenga ciò che voglio? Non do offerte generose per sorbirmi prediche così lunghe. Queste e altre frasi sono sicuramente rientrano un po' nel concetto del country club più che della chiesa. Sono a volte commenti tipici di chi non ha però una visione biblica di cosa significa essere un membro di chiesa. E questa è un'idea di chi si iscrive per avere un servizio. La cosa importante in quest'ottica è ricevere invece di dare, essere servito al posto di servire, recriminare i propri diritti al posto di assumersi le proprie responsabilità e al posto di sacrificarsi per gli altri. Ma questa idea errata di far parte di una chiesa è come se desse diritto a una serie infinita di privilegi, ma in modo così incondizionato. In realtà la Bibbia dice tutt'altro. Quindi in questo noi possiamo vedere, fratelli, noi ce ne dobbiamo rendere conto. Troppe volte vediamo che si fruisce della Chiesa, si aspetta quello che viene servito, ci si aspettano programmi, cose. Ma in realtà nella scrittura, nel Nuovo Testamento, i membri di una chiesa locale erano membri in un'altra ottica, sapevano che erano componenti di un corpo che era in azione.
Quindi non si trattava di fruizione di un servizio, ma di un partecipare a un'azione. Concludo con il primo punto, poi il resto lo vedremo la prossima volta, e se c'è qualcuno che ha qualche domanda può eventualmente scriverla. Se faccio in tempo a leggerla perché c'è un po' di ritardo, magari proviamo a dare una risposta. Essere un membro di chiesa significa che siamo tutti parti necessarie di un insieme. L'Apostolo Paolo dedica 3 capitoli interi nella prima epistola ai Corinzi, il capitolo 12, il capitolo 13 e il capitolo 14, per usare una metafora riguardo ai membri di chiesa. E dice: i membri della chiesa, e chiaramente sta parlando di una chiesa locale perché si rivolge alla chiesa locale di Corinto, i membri di chiesa sono come un corpo, sono membra di uno stesso corpo. E dice Paolo, capitolo 12, verso 12 di Prima Corinzi: come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Noi siamo membra gli uni degli altri, siamo parti necessarie di un insieme, nessuno è singolo, non c'è individualità in questo, non ci sono tante individualità all'interno, non c'è il fuoriclasse e poi la squadra che ha meno classe e gioca a parte. Tutti i componenti di una chiesa locale sono parti di un insieme, c'è la chiesa locale, non c'è questo e quello, ognuno porta il suo contributo ma all'interno di un insieme. Considerare individualità oppure parti slegate deriva da un concetto amministrativo e aziendale della visione del mondo, ma non è sicuramente il significato biblico. L'essere parte di una chiesa, e questo è il significato biblico, noi siamo una parte di una chiesa. È proprio come quando noi vediamo qualcosa di intero, una torta, una costruzione, e vediamo che una parte non c'è, noi ci rendiamo conto che non è più intera. Ecco, nello stesso modo noi siamo parte di un insieme, ed è quello l'insieme che rende speciale la Chiesa agli occhi del Signore. Nella Bibbia membri non ha lo stesso significato che c'è nella vita secolare. Noi siamo nel corpo di Cristo e membra gli uni degli altri. I membri di una Chiesa formano un tutt'uno e sono individualmente parti essenziali della Chiesa. Ci sono gli occhi, ci sono le orecchie, dice Paolo nella prima Corinzi 12, che potete leggere per intero a casa, ci sono le mani, ci sono i piedi. Certo, ci sono sicuramente parti differenti, ma sono tutte parte del corpo e noi vogliamo far parte di questo corpo. Alcuni sono occhi, dicevo, alcuni sono orecchie, ma innanzitutto siamo il corpo di Cristo. Quindi concludiamo questo primo incontro ricordandoci che tutto quello che noi facciamo lo facciamo per il corpo di Cristo, di cui noi facciamo parte. Quindi tutto quello che la nostra individualità può portare a beneficio della Chiesa locale è per la Chiesa locale, è per il corpo, non è per noi stessi. E quindi questa è l'ottica biblica che noi vogliamo riscoprire e rendere sempre più viva nel nostro cuore. Io concludo così, poi venerdì prossimo alle ore 21 ci ritroveremo e proseguiremo con il primo capitolo. Oggi abbiamo fatto anche un po' un'introduzione, ma poi entreremo nel vivo. Se volete meditare i passi biblici, potete sicuramente leggere in questi giorni Prima Corinzi, capitolo 12, 13 e 14, e poi se avete anche il testo Sono un membro di chiesa potete già sfogliarlo. Tra l'altro alla fine di ogni capitolo c'è qualche domanda che permette le riflessioni. Fratelli, continuiamo a pregare, continuiamo a chiedere al Signore di farci sentire parte della sua Chiesa, e sicuramente il Signore continuerà a parlare al nostro cuore. Dio ci benedica, un caro saluto e pace del Signore.